Este è un'antica cittadina che sorge nella zona meridionale dei Colli Euganei, a 30 km da Padova. La città di Este deve il suo nome al fiume Adige, Atesis per i romani. La sua posizione tra i colli e le vie d'acqua e la fertilità delle terre da cui è circondata l'hanno fatta diventare un prolifico borgo medievale di cui a tutt'oggi sono ancora riconoscibili le torri, i palazzi, la costruzione delle strade e le mura. Proprio a ridosso di queste ultime sorsero le fabbriche. Famosissime sono quelle della ceramica, che soprattutto nel Settecento resero Este famosi in Europa. Camminando sull'antico selciato delle vie del centro storico, si può ancora immaginare di intravedere gli artigiani di un tempo, seduti al loro banco di lavoro, creare piatti e stoviglie con gesti veloci ma non affrettati, fra pennelli e colori. Allora, come adesso, la terra entra nelle fabbriche di Este come materia povera ed esce come manufatto prezioso. Ogni pezzo passa attraverso decine di mani con competenze diverse che foggiano, soppesano, valutano, scartano e decorano. A Este la produzione delle ceramiche è insieme quella della bottega artigiana e della moderna azienda proiettata al futuro, che collabora sia con i giovani designers che con artisti di fama internazionale, producendo pezzi unici, caratterizzati dalla ricerca di materiali, forme e colori nuovi, intuendo mode e tendenze ed adattandosi alle richieste della più esigente clientela. Le esposizioni dei prodotti negli spazi aziendali propongono linee che si snodano fra l'antica tradizione e le più innovative creazioni. I magazzini conservano stampi vecchi di 3 secoli. Sapere che un oggetto esce da un modello che ha diverse centinaia d'anni e che viene decorato allo stesso modo da generazioni dà sempre emozione. Il pensiero ritorna al contesto in cui l'idea di quel modello è nata, al maestro d'arte che lo ha concepito, alle innumerevoli mani che lo hanno plasmato nel tempo. Possederlo significa entrare a far parte di una lunga storia. Questi manufatti sono nuovi e antichi insieme, ma pienamente appartenenti al flusso del tempo. La loro storia è anche storia di uomini e donne, di famiglie, di un'intera città, quella di Este. È la storia dell'orefice attestino Girolamo Franchini, che alla fine del Settecento, nel contesto di un'organizzazione del territorio e di una politica di espansione commerciale estremamente avanzate, si lancia nella produzione di maiolica, anzi di terraglie sopraffine ad uso d'Inghilterra. Girolamo trova nei colli di Este della terra adatta ad una manifattura di quasi total perfezione. È la storia di Giovanni Battista Giorgini, l'aristocratico fiorentino, esteta raffinato, appassionato cultore delle belle cose, che dopo aver lanciato l'alta moda italiana nel mondo, promuovendo e organizzando le prime sfilate a Firenze nel 1951, resta colpito dal fascino di Este e delle sue ceramiche. Se ne occuperà fino alla morte nel 1971, lasciando la sua attività al giovane nipote Giovanni Battista Fadigati, che arriva a Este nel 1973 per portare avanti quella preziosa e difficile avventura della produzione delle ceramiche, simbolo dell'alta moda della tavola. La fabbrica ha una storia molto antica perché è nata alla metà del Settecento con Girolamo Franchini e produce sempre nello stesso luogo dove è nata. Qui siamo nel centro storico di Este, vicino alle mura di Este. La fabbrica è stata costruita proprio appoggiata alle mura di Este e non si è mai spostata, è stata rinnovata, resa più moderna su macchinari e le attrezzature, però è sempre rimasta dove è nata e questo è uno dei suoi pregi maggiori. Ha migliaia di forme, di modelli, di decori diversi che vengono tuttora utilizzati. Facciamo anche prodotti su richiesta del cliente con personalizzazioni particolari e la nostra produzione è indirizzata sia al mercato italiano che ai mercati europei, ma soprattutto al mercato nordamericano, che è uno dei mercati che per adesso è ancora uno dei pilastri della nostra rete commerciale. Este Ceramiche e Porcellane, una delle più antiche manifatture d'Europa, richiama il fascino dell'antica fabbrica costruita lungo le mura della città, nel centro storico, a fianco del canale che portava a Venezia, dove la ceramica su misura, la qualità del fatto a mano, il ricco archivio di decori e forme lasciano estasiato il visitatore del percorso storico dell'arte della tavola, dalle origini al design attuale.